Amici di Radio Chef, ben ritrovati in una nuova puntata che ci porta in viaggio nella cultura enogastronomica del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia. Viaggiamo tra sapori autentici, tradizione, innovazione, ma anche grande consapevolezza. Parliamo di GoPasta, che è un progetto davvero affascinante che fa parte del programma ufficiale della capitale europea della cultura Go 2025, un ambizioso progetto che si propone di valorizzare il patrimonio gastronomico della Gorizia slovena e dell'Alta Carnia italiana, con un focus particolare su due buonissime specialità che sono gli slitrofi e i charsons. Voi quanto pensate di conoscere su questo tema? Beh, a guidarci in questo viaggio abbiamo veramente due ospiti di grande eccezione, due protagonisti della gastronomia del nostro territorio, che sono Daniele Cortiula, allievo di Gianni Cosetti, ambasciatore della cucina carnica moderna, che con la sua esperienza porta avanti la tradizione e l'innovazione del territorio. Poi dall'altra parte abbiamo Walter Kramar, sommelier, esperto di formaggi e custode dell'autenticità culinaria della Valle dell'Isonzo. Beh, due ospiti d'eccezione ce li presenta Elena Valent della comunità di montagna della Carnia, e quindi partiamo per questo viaggio con GoPasta. E abbiamo chiamato degli chef d'eccezione per questo, Daniele Cortiula e Walter Kramar. Daniele Cortiula è uno chef della Carnia, ma è famoso in tutta Italia per aver partecipato a diverse trasmissioni nazionali, e ha lavorato con Cosetti, che è lo chef che ha valorizzato la cucina del Friuli Venezia Giulia. Invece Walter Kramar è famoso perché lavora con la moglie Anna Roche, che sappiamo che è la chef che ha ben tre stelle Michelin, e quindi sarà qui a presentarci gli slicrofi. L'idea del progetto è quella di lavorare insieme, di creare delle interconnessioni, dei ponti culturali ed economici attraverso la pasta ripiena, e quindi i due chef lavoreranno assieme anche per creare un piatto innovativo. Allora, oggi siamo qua a Gorizia per GoPasta e stiamo preparando, in collaborazione con i nostri colleghi sloveni, le nostre specialità del territorio. Oggi noi prepareremo i charsons, un piatto tipico della Carnia, e essendo vicini alla primavera andiamo a presentare una ricetta con le erbe. Allora, qua abbiamo tutti gli ingredienti che useremo oggi e due parole per la pasta, che sarà una pasta, noi la chiamiamo pasta matta, con farina, acqua, burro e un po' di sale. Viene impastata a caldo, e questa è la pasta che usiamo di solito proprio per chiudere i nostri charsons. Nel ripieno avremo delle erbe, quindi una base di spinaci, le erbe di stagione che sono le ortiche, lo sclopit, il tarassaco, e metteremo un po' di erbe aromatiche anche come la menta o la melissa, insomma quello che si trova. Poi, per completare il ripieno, avremo la ricotta affumicata, la ricotta fresca, della mela per dare un po' di freschezza al ripieno, e un po' di cannella per lo spunto aromatico, no? Questi charsons poi vengono semplicemente serviti con del burro fuso e della ricotta affumicata grattugiata sopra. Buongiorno a tutti, io sono Sabrina Morocutti e rappresento l'attività Mirandò, un laboratorio piccolo a Trappo Carnico. Entrambe produciamo un piatto più caratteristico e tipico della Carnia, che sono i charsons. I charsons, appunto, come ho appena detto, è il piatto caratteristico. La pasta può essere fatta in diversi modi, ad esempio io la faccio con farina, acqua, sale e un po' di olio, e invece il ripieno tendenzialmente è fatto di patate, di erbe aromatiche, vari tipi di menta e melissa. Sono Corina Gordana del laboratorio Tradizione Carnia di Arta Terme, di promuovere questo prodotto tipico della Carnia, tipico dei nostri antenati, tipico di tutto quello che può esserci di bello nel nostro territorio. Infatti racchiude tanti ingredienti in un raviolo, chiamiamolo raviolo, che caratterizza un po' tutta la produzione che c'è nelle nostre zone. Allora, parliamo di idriski slikrofi, che sono ripieni con una crema di patate, erba cipollina, cipolla, un po' di speck,
e un po' di maggiorana. Sono fatti con una pasta normale, ripieni poi con quel impasto che ho spiegato prima, e io questa volta li faccio bollire e poi li mescolo insieme con aglio e orsino. Aglio e orsino abbiamo fatto un pesto ieri a casa che è fatto con formaggio di fossa, che quel formaggio è prodotto a Kobarit, io lo porto in Emilia Romagna che me lo mettono in fossa e poi lo riporto a casa. Base di pesto c'è l'aglio normale, un po', olio d'oliva di grande qualità, poi sono pignoli e formaggio di fossa. Allora, dicevamo, no, i tiersons. Io ho il mio ripieno, diciamo, primaverile alle erbe che comprende tante erbe. Io uso le ortiche, uso lo sclopit, uso il tarassaco, uso lo spinacio selvatico, tante erbe che fortunatamente, siccome viviamo in Friuli, il Friuli è una regione piena di ingredienti di qualità, però diciamo quelli che troviamo al mare magari sono un po' meno intensi di quelli che troviamo in montagna, quindi io uso queste erbe di montagna che hanno un loro gusto intenso. Infatti abbiamo fatto questo tierson dolce che piace, non piace, qualcuno non piace, però lo usavano anche questo come piatto principale, quindi come primo condito con burro e ricotta, e qualcuno può andare bene, qualcuno non lo apprezza. Il modo migliore è, siccome all'interno del ripieno c'è il cioccolato, c'è la marmellata di prugne, ci sono i biscotti, c'è la ricotta fresca, c'è la cannella, ci sono tanti aromi, comunque diciamo di quello che trovavano nella dispensa, io adesso ho iniziato a servirlo in modo che anche la gente lo apprezzi un po' di più, come dolce proprio, servito con una salsa alla vaniglia. E ho anche una salsa di mele volendo, però facendo questo contrasto caldo-freddo, quindi la salsa fredda e il tierson caldo e leggermente salato, quindi è un abbinamento veramente apprezzato. Viva Schlicrofi e viva i tierson!